Terzo e ultimo incontro per Da Vicino, ciclo di incontri con giovani artisti del Nord-Est organizzati dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone. Il curatore Angelo Bertani ha presentato gli artisti Alessandro Zorzi, Maria Elisabetta Novello e Beppo Zuccheri, protagonisti presso la Galleria Sagittaria di Casa Zanussi di una mostra a loro dedicata. Cosa vorrebbero un osservatore cogliesse innanzitutto in una loro opera? Vorrei che cogliesse il respiro. Per respiro intendo una sensazione profonda che la senti, è qualcosa che ti attraversa, che ti trapassa. Paul Klee insegnava ai suoi studenti che è possibile ottenere un'opera di ampio respiro dalla semplice ripetizione di un piccolo segno ed è quindi, come dire, un'idea creativa che sfrutta, utilizza questa idea della natura, perché anche la natura è creativa. Come noi vediamo un albero, l'albero è composto da tante piccole foglie e noi percepiamo appunto un'opera che è un semplice albero, però che contiene al suo interno tutta una serie di meccanismi che poi utilizzo per produrre arte. Cosa vorresti cogliesse innanzitutto in una tua opera un osservatore? Quando ero piccolo mi piacevano le cose che potevo toccare, per cui più che cogliere un qualcosa vorrei che uno spettatore avesse la sensazione, la voglia di entrare nell'opera, di percepire un qualcosa che non sia semplicemente un aspetto estetico o semplicemente pittorico o semplicemente concettuale, ma un qualcosa che crei un connubio tra la materia e la figurazione dell'opera e le sensazioni e la chimica dello spettatore. Lo vedo un po' come un testimone, lo spettatore lo vedo come un testimone del risultato di un duello, o di un gioco, o di una lotta, una battaglia. Un qualcuno che testimonia che un lavoro è finito, nel bene o nel male. Cosa vorresti cogliesse innanzitutto in una tua opera un osservatore? Quello che vorrei è non dare letture predefinite di un lavoro, ma sostanzialmente aprire una riflessione. E nello sguardo dello spettatore c'è sempre ciò che vede, ma anche il suo vissuto, il proprio mondo e quindi tutta la sua esperienza. Riuscire ad andare a toccare qualcosa del suo vissuto sarebbe già molto. Quindi sì, sostanzialmente non definire nulla, ma aprire una domanda.